Assolti per non aver commesso il fatto i 4 imputati nel processo sull'omicidio dell'avvocato lametino Torquato Ciriaco. Il delitto dopo 15 anni resta un mistero. Beni per quasi 2 milioni di euro sono stati sequestrati a Reggio Calabria. L'imprenditore chirico già coinvolto nell'inchiesta Fata Morgana. 2 sparatori a Vibo nell'arco di 24 ore, nel mirino zio e nipote, allarme nel quartiere Affaccio. Ha diritto a un alloggio popolare, le assegnano la casa che però è già occupata. La storia di una donna di Rende che da 1 anno e mezzo aspetta di avere un'abitazione, l'appello alle istituzioni. Itinerari interregionali di turismo per tutti, a Catanzaro workshop sull'accessibilità delle località calabresi. A Catanzaro lo storico tedesco Armin Wolf, un viaggio tra storia e mito che si snoda nei luoghi omerici per eccellenza, in evidenza i legami tra Ulisse e la Calabria. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. Assolti per non aver commesso il fatto i 4 imputati nel processo per l'omicidio dell'avvocato lametino Torquato Ciriaco. La sentenza oggi del Tribunale di Catanzaro resta il mistero sul fatto di sangue in cui fu ucciso il penalista 15 anni fa. Sentiamo. Nessun colpevole per l'omicidio dell'avvocato lametino Torquato Ciriaco. Oggi la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha scagionato Tommaso Anello, presunto boss dell'omonima cosca di 'ndrangheta, i fratelli Giuseppe e Vincenzino Fruci, il collaboratore di giustizia Francesco Michienzi, gli imputati assolti con formula piena per non aver commesso il fatto. A 15 anni dal fatto di sangue si chiude la vicenda giudiziaria e resta il mistero sul delitto che sconvolse la città della Piana. Torquato Ciriaco fu ucciso il 1 marzo del 2002. Il penalista aveva 55 anni e morì in un agguato nei pressi dello svincolo dei 2 mari a Maida. Il movente dell'omicidio sarebbe stato, secondo l'accusa, l'acquisto di un'azienda edile che la cosca Anello voleva finisse ad un imprenditore già sottoposto ad estorsione. 2 distinti processi a carico degli imputati e del collaboratore di giustizia Francesco Michienzi, che si era autoaccusato di aver partecipato al fatto di sangue. Erano state le sue dichiarazioni a far riaprire il caso. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo per i 3 imputati e 10 anni per il collaboratore. Doppia sparatoria in meno di 24 ore a Vibo Valentia, stessa pistola e quasi stesso numero di colpi sparati. Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri per identificare gli autori del duplice raid che ha terrorizzato il quartiere Affaccio negli ultimi 2 giorni. Nel mirino zio e nipote. Vediamo. Sta accadendo tutto in un perimetro ristretto della città, trasformatosi in uno scenario da Far West. 2 sparatorie, forse 3 in meno di 24 ore nel rione Affaccio, a 2 passi dalla caserma dei Vigili del Fuoco, a 2 passi dalla chiesa della Sacra Famiglia. Mercoledì sera ad essere preso di mira un vigile del fuoco discontinuo, Nazareno Piperno di 35 anni. Ieri sera, intorno alle 19:15, gli spari sono stati indirizzati verso un circolo ricreativo posizionato proprio di fronte ai pompieri, in via Giovanni XXIII, gestito dallo zio di Nazareno, Carmelo Pugliese. 7 i colpi di pistola calibro 9 che sono stati esplosi da 2 persone passate velocemente a bordo di uno scooter e con in testa il casco. All'interno del locale si trovavano al momento della sparatoria alcune persone, tutte miracolosamente illese. Il circolo bar dista solo qualche decina di metri dal luogo in cui, come dicevamo, la sera prima si era verificato il ferimento di Nazareno Pugliese, affrontato da un individuo col volto coperto che gli aveva sparato colpendolo al piede prima di dileguarsi. Adesso questo nuovo episodio criminoso all'indirizzo dell'attività di ristoro gestita dallo zio, quando ancora all'interno vi erano delle persone. Una di queste ha avvertito un malore che ha reso necessario l'intervento dell'ambulanza. Gli inquirenti al momento non sembrano in grado di dare una spiegazione logica a questa inattesa esplosione di violenza in questa area della città. Se sul primo episodio indaga la squadra mobile della questura, sulla sparatoria e il circolo ricreativo sono i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia e del nucleo investigativo. Subito gli investigatori hanno sequestrato e visionato le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nella zona, interrogato diverse persone ed eseguito decine di perquisizioni allo scopo di mettere insieme i diversi tasselli che compongono il complicato mosaico da ricostruire. Dalle prime risultanze emergerebbe che a sparare potrebbe essere stata la stessa arma. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Beni per un valore di 1,8 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria al noto imprenditore Regino Chirico, operante nel settore della grande distribuzione alimentare. Si tratta in particolare di buoni postali fruttiferi, conti correnti, depositi a risparmio, depositi, titoli, polizze assicurative e carte prepagate. Chirico è stato arrestato nel maggio dello scorso anno nell'ambito dell'operazione Fata Morgana condotta dalla Guardia di Finanza con l'accusa di associazione mafiosa. Abusava sessualmente della moglie, la maltrattava e la minacciava continuamente, costringendola ad indossare il burqa e cercando di imporle i dettami della religione islamica. La squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato un marocchino di 45 anni per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e corruzione di minorenne. Dalle indagini è emerso che la donna avrebbe subito ripetute violenze sessuali anche in presenza della figlia in tenera età. Oltre 1 milione di apparecchi elettrici, articoli decorativi e numerosi oggetti di cancelleria destinati agli studenti non conformi agli standard di sicurezza prescritti sono stati sottoposti a sequestro e sottratti alla vendita dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Cosenza. Il sequestro è avvenuto nel corso dei controlli effettuati in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. Ambulanze danneggiate a Diamanti, i carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del grave atto vandalico compiuto contro l'associazione Misericordia della cittadina dell'Alto Tirreno Cosentino. Le ambulanze ieri sono rimaste ferme dopo che il personale di servizio ha trovato vari pneumatici danneggiati. Pesca illegale, sequestrati 15 esemplari di pesce spada a Palmi. Il pescato sotto misura è stato sequestrato nel corso di un'attività di controllo condotta dalla Guardia Costiera di Gioia Tauro. E c'è una notizia che vediamo sulle agenzie di stampa, arriva da Catanzaro 6 casi conclamati di infezione da virus chikungunya sono stati accertati a Guardavalle Marina nel Catanzarese. Ne dà notizia con un comunicato l'ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria. Le ricerche epidemiologiche sono state condotte, si aggiunge nella nota, dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione e dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, unitamente all'Istituto Superiore di Sanità, con il contributo del sindaco di Guardavalle. Nel momento in cui sono stati accertati i casi sono state avviate tutte le procedure previste dal Ministero. Dal rapporto preliminare dell'Istituto Superiore di Sanità è emerso comunque che il focolaio è circoscritto al territorio di Guardavalle Marina e che al momento non vi sono altri comuni interessati. È stato necessario intervenire con azioni mirate stabilite dai protocolli operativi con lo scopo di ridurre drasticamente e rapidamente la densità dell'insetto vettore. La nostra pagina politica nel diario di bordo. La materia è già nota, i soldini, tanti, circa 6 miliardi di euro non controllati che viaggiavano nel sottobosco dell'illecito e del nero calabrese. Benedetto Di Jacopo ne aveva parlato un po' di tempo fa ai nostri microfoni, lanciando l'allarme e chiamando a raccolta la società sana. Cose già trite e ritrite, ma allo Stato la situazione non è cambiata. La buona notizia di oggi è il sostegno, circa 100 milioni di euro, in favore dei piccoli comuni che andranno impiegati per difendere l'identità territoriale. In Calabria i piccoli comuni costituiscono l'ossatura portante della regione. Mancano più o meno 3 anni alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ma già si ode il rumore di sciabole dalla sottoscala della politica. E così spunta il medico della famiglia Berlusconi, Bernardo Missaggi, che affida a Panorama un lungo messaggio ai calabresi in cui bacchetta il governo Oliverio e paventa la candidatura alla presidenza. In Consiglio Comunale a Cosenza la protesta di un gruppo di cittadini investiti dal trambusto della Movida cosentina che hanno consegnato simbolicamente le chiavi delle proprie case al sindaco. Cosa chiedono? Il rispetto delle regole. Sempre da Cosenza una buona notizia, parola grossa, arriva dal presidente della provincia Iacucci che promette 7 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione del liceo Fermi. Ora parliamo di un'avvertenza atavica, quella dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. La CISL spinge per la stabilizzazione e lunedì la manifestazione alla Mezzia Terme. Vediamo.
Vertenza LSU-LP, la CISL ne è convinta, ci sono le condizioni per la stabilizzazione. Lunedì l'iniziativa Lamezia Terme è finalizzata a chiudere quello che il sindacato chiama percorso di contrattualizzazione, annunciata la presenza del governatore Mario Oliverio. Dopo anni di precariato per questi lavoratori potrebbe arrivare la tanto attesa svolta, ma le risorse economiche per dare sicurezza occupazionale e svuotare il cosiddetto bacino dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità ci sono. La manifestazione di lunedì va proprio in questa direzione. Come si sa, siamo alle ultime battute della predisposizione della legge di stabilità da parte del governo e quindi auspichiamo, rivendichiamo che siano assegnate le relative risorse per come è stato peraltro anche negli altri anni, ma non è, vorrei precisare, solo ed esclusivamente un problema di risorse, ma anche di provvedimenti finalizzati alla definitiva stabilizzazione dei lavoratori ex LSU ed ex LPU della Calabria che come si sa in questi anni sono ormai diventati indispensabili per l'espletamento delle attività da parte degli enti che li utilizzano. Molte amministrazioni hanno già stabilizzato il bacino, insomma, quanti ne sono rimasti? Ma diciamo che ancora la cifra è elevata, siamo su numeri sicuramente che vanno anche quasi a toccare le 5.000 unità, ma diciamo che ci sono le condizioni secondo noi perché complessivamente si possa portare a buon fine questa vertenza. Quello che chiediamo è anche un impegno, oltre che al governo nazionale, anche al governo regionale, che faccia altrettanto rispetto al governo nazionale, cioè quello di assegnare le risorse di propria competenza e contestualmente attivarsi per quello che è possibile relativamente alle stabilizzazioni di propria competenza per i lavoratori che sono già inquadrati alle dipendenze della stessa regione. Vi raccontiamo la storia di una donna, adesso lei ha il diritto ad un alloggio popolare, le assegnano la casa che però è già occupata, lei abita a Rende e da 1 anno e mezzo aspetta di avere un'abitazione. L'appello alle istituzioni. Gianluca Pasqua, vediamo. Il sogno della casa, inseguito per 23 anni, è svanito nel nulla. Anna Rosa pensava di esserci riuscita, che questa volta toccasse proprio a lei e a suo marito, rimasti soli perché i figli nel frattempo sono cresciuti. Quando è arrivata la lettera del comune di Rende, che le annunciava la disponibilità di un'abitazione, aveva gioito insieme al compagno e immaginato una nuova vita. Una casa piccola, sì, ma tutta per loro. Peccato che tra l'assegnazione e la presa di possesso si è verificato un piccolo grande intoppo e quella casa è stata occupata. Nel 95, se non erro, avevo 3 figli minorenni all'epoca, di cui mi hanno scartato. Alla fine non sono riuscita a rientrare con quelli che hanno dato precedentemente. E finalmente, dopo tanto attendere, ho ricevuto finalmente la documentazione che sono stata assegnataria di una casa popolare. È stato quasi come fare il 13. Come fare il 13 al Superenalotto. Insomma, arriviamo dopo tanta insistenza, insomma, con quelli dell'Aterp e tutto quanto, arriviamo qua e io trovo la casa occupata. I panni stesi sul balcone non sono i suoi. Lei e suo marito da più di 1 anno stanno cercando di avere delle risposte e nel frattempo vengono ospitati dai parenti, mentre la burocrazia fa il suo corso, molto lentamente. Nessuno si è preso a cuore più sta pratica, è stata abbandonata là da tutti, tranne 2 impiegati comunali che hanno girato con me nel comune, hanno parlato con chi deve dovere, però nessuno si fa avanti. Il caso di Anna Rosa non è il solo. Di recente, in un altro comune della Calabria, su 110 case censite, ne sono state trovate 70 occupate abusivamente. Ripristinare la legalità è un obiettivo delle istituzioni, dare la casa a chi ne ha diritto, un'esigenza prioritaria. E io abito un po' con mia figlia, un po' con mia sorella e facciamo gli zingari, andiamo avanti e indietro come zingari. A lei servirebbero pochi metri quadri in fondo, sì, perché siete 2 persone, io e mio marito, non è che... Ma un appartamento che dico, metto un quadro, questo è mio e nessuno me lo viene a togliere. Cioè io non lo so, io sono in mezzo a una strada, mia figlia ha pure 4 figli, io mica posso stare con lei. E adesso parliamo di un'altra storia,
portata alla luce e seguita dal leader del Movimento Diritti Civili Franco Corbelli. Il papà del piccolo Cisse, in Calabria da un mese dopo essere stato rintracciato in Francia, aspetta l'esito del DNA effettuato il 5 settembre a Catanzaro per poter riabbracciare e riprendersi il suo bambino. La mamma, liberata in Libia e rientrata in Costa d'Avorio, arriverà in Italia con un corridoio umanitario. La storia di questo piccolo ivoriano continua intanto a commuovere tutti. Anche il governo ha voluto manifestare il proprio apprezzamento per la bellissima, esemplare storia di solidarietà per il bambino della Costa d'Avorio di 5 anni, sbarcato da solo al porto di Corigliano il 15 luglio scorso. Il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, ha infatti telefonato al leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, per complimentarsi per la straordinaria iniziativa umanitaria che ha portato in pochissimo tempo, in meno di 2 mesi, al ritrovamento di entrambi i genitori del bambino. Il papà, lo ribadiamo, rintracciato in Francia e fatto arrivare un mese fa in Calabria, e la mamma ritrovata e liberata pochi giorni fa in Libia. È quanto rende noto in un comunicato lo stesso Corbelli, che ha ringraziato il prefetto Tomao per un gesto che afferma ho molto gradito, che considero un riconoscimento all'intera regione, alla vera, solidale e accogliente Calabria. Itinerari interregionali di turismo per tutti. A Catanzaro il workshop sull'accessibilità delle località calabresi. Vediamo. Eliminare le barriere architettoniche nelle strutture turistiche, estendere l'offerta ricettiva e destagionalizzarla. La Regione vuole sfruttare la scia positiva dei flussi turistici da record che hanno caratterizzato l'estate calabrese e puntare con decisione sul settore, con iniziative mirate a conquistare nuove nicchie di mercato. Il 1° ottobre partirà Turismo per Tutti, un'iniziativa dedicata ai soggetti svantaggiati che vedrà coinvolti 4 parchi della Calabria. Noi dobbiamo puntare molto innanzitutto a creare, anche per quanto riguarda la vacanza e il turismo, condizioni di pari opportunità. Non ci possono essere handicap che costituiscono barriere ulteriori anche per questa scelta, per questa possibilità che uomini e donne possono e devono avere nella loro vita. Quindi turismo per tutti, attraverso iniziative che tendono ad abbattere le barriere, ad incentivare anche il turismo sociale come opportunità per la Regione di allargare la stagionalità, perché noi quest'anno abbiamo avuto un aumento, abbiamo segnato il record delle presenze turistiche, cominciano ad esserci segni di novità, nel senso che non è il turismo solo concentrato nel mese di luglio e di agosto, si allarga la stagionalità, infatti abbiamo incrementi anche in aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Noi puntiamo ad allargare ulteriormente la stagionalità, lo stiamo facendo attraverso iniziative che puntano ad intercettare nicchie che possono essere appunto fattore di allargamento della stagionalità. Dopo la presentazione alla cittadella regionale, il programma entrerà nel vivo con l'accoglienza e la conoscenza delle associazioni e degli operatori coinvolti. Il Parco Naturale Regionale delle Serre, in località Mongiana, ospiterà l'attività di tiro con l'arco, il Parco Nazionale dell'Aspromonte, in località Gambarie, l'attività di trekking, il Parco Nazionale della Sila, in località Cuturelle di San Giovanni in Fiore, l'attività di orientering. Il rafting sarà di casa nel Parco Nazionale del Pollino, in località Laino Borgo. È davvero importante fare questo genere di attività, però bisogna crescere in quelli che sono i servizi, quelle che sono le accoglienze, quelle che è tutta la programmazione, e per fare questo c'è bisogno di un territorio attrezzato, formato da questo punto di vista. Il turismo per tutti comincia a fare i primi passi da noi, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sottolineare, però cominciando con questa attività, con questo tipo di manifestazioni, cominciamo a sensibilizzare quelle che sono le persone e maggiormente dobbiamo sensibilizzare quelli che sono gli operatori che stanno sul territorio. Assoverato adesso per parlare di bullismo e cyberbullismo. C'è stata proprio in questo incontro l'analisi del fenomeno. Vediamo. All'Istituto Tecnico Malaferina di Soverato una giornata dedicata al bullismo e al cyberbullismo, un'analisi del fenomeno e dei suoi effetti, come ad esempio l'emarginazione sociale o l'abbandono scolastico. In sala dibattiti, confronti e la proiezione di un suggestivo cortometraggio realizzato da un ex allievo del Malaferina.
Un evento organizzato dal team Erasmus operante nell'istituto, presenti le delegazioni provenienti da Turchia, Romania, Lituania, Portogallo e Grecia. L'Istituto ha sempre intrapreso percorsi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo. Tra l'altro facilitati in questo anche avendo un indirizzo informatico, questo credo che sia dovuto perché molte volte i ragazzi non si rendono conto del reato che tra virgolette vanno a commettere quando prendono di mira un altro compagno di classe. Noi stiamo cercando di fare un percorso di questo tipo, tant'è che l'abbiamo calato in un progetto Erasmus. Oggi qui a Soverato sono presenti 5 nazioni, sono presenti 5 dirigenti scolastici di 5 nazioni, perché comunque il fenomeno non è solo italiano, è europeo, è mondiale, fa parte del mondo della globalizzazione. Io mi auguro, ma non ho dubbi di pensare il contrario, che i ragazzi percepiscono la bontà di questa iniziativa e facciano tesoro. Il nostro sforzo è di questo tipo, speriamo di avere buoni risultati. Lo sport, il calcio, il Cosenza Calcio, perché è stato presentato alla stampa il nuovo allenatore, ma sentiamo lo stesso mister Braia ai nostri microfoni. Presentazione alla stampa oggi pomeriggio a Cosenza di mister Piero Braia. Il presidente della compagine rossoblù Eugenio Guarascio ha spiegato le ragioni della scelta. Il direttore Stefano Trinchera ha sottolineato che la squadra aveva bisogno di una scossa ottimista. Mister Braia: sono convinto che questa è una squadra che può fare bene e cercheremo tutte le maniere di poterla portare fuori dai guai in questo momento. Non è una classifica adatta a questa squadra. I discorsi poi stanno da poche parti. Bisogna lavorare, stare zitti e pedalare, illudere le persone su quello che possiamo e non possiamo fare. Io ho una mia idea su questa squadra, perciò vado avanti per le mie cose e poi alla fine tireremo le somme. Ma non è una squadra che può stare al penultimo posto. Tutto qui. E restiamo a Cosenza, dove si è svolta la giornata europea dello sport scolastico. Vediamo. La Commissione europea ha istituito dal 23 al 30 settembre 2017 la settimana europea dello sport ed ha individuato il 29 settembre come giornata europea dello sport scolastico. A Cosenza il coordinamento dei docenti di educazione fisica, d'intesa con l'amministrazione comunale e la scuola media Zumbini, ha celebrato questa giornata speciale utilizzando lo spiazzo di Via Nisasi, recentemente chiuso al traffico. Questo da spazio pedonale adesso, così come è stato recuperato, diventerà una piazza e quindi i ragazzi potranno utilizzarla con attività all'aperto, con giochi, con attività sportive come queste che oggi vediamo. Quindi dobbiamo abituarci a questa idea di città, una città che si vive e non si attraversa, una città che è fatta per le persone, per i bambini, per chi la vive da utente pedone e non una città delle auto. Dobbiamo far capire ai cittadini che devono vivere la città secondo questi criteri che sono concepiti per il benessere, che diventa bene comune della città e non bene individuale. Cioè le città saranno sempre più abitate da persone avanti con l'età. È opportuno che questi spazi possano essere vissuti con quella qualità della vita che tutti noi ci auguriamo. Sicuramente è un modo per vivere la libertà al centro della città e dato che le istituzioni scolastiche hanno bisogno di spazi dinamici, aperti, questa è una risorsa che abbiamo già dimostrato in pochissimo tempo di saper e poter utilizzare. La giornata europea dello sport scolastico rappresenta anche la cornice ideale per celebrare l'avvio dell'anno scolastico attraverso lo sport e i suoi valori di condivisione e partecipazione attiva. Da Cosenza a Catanzaro un viaggio tra storia e mito con lo storico tedesco Wolf, ospite del Festival d'autunno, un itinerario che si snoda nei luoghi omerici per eccellenza, in evidenza i legami tra Ulisse e la Calabria. Vediamo. Lo storico tedesco Armin Wolf, ospite a Catanzaro del Festival d'autunno, nel complesso monumentale del San Giovanni, un importante appuntamento con la storia e la cultura. Occasione la presentazione del libro Ulisse in Italia, Sicilia e Calabria negli occhi di Omero, una nuova lettura dell'Odissea da parte dello storico di fama internazionale. Le sue ricerche e i suoi studi durati oltre 40 anni provano lo stretto legame tra Ulisse e la nostra regione. Wolf ha scoperto
la localizzazione dei luoghi di Ulisse, che Ulisse ha toccato nel viaggio di ritorno verso Itaca, luoghi che interessano anche la Calabria e la Sicilia, in particolare in Calabria interessano proprio la provincia di Catanzaro. Un viaggio dunque tra storia e mito, un itinerario che si snoda nei luoghi omerici per eccellenza, anche per valorizzare e promuovere le identità territoriali quale strumento fondamentale per la crescita economico-sociale. Riscoprire le nostre radici, inserirle in un panorama naturalistico, paesaggistico, riscoprire la nostra storia è la condizione prima per vendere la nostra terra, raccontare la nostra terra. Ormai il turista non vuole più soltanto un posto dove andare a farsi il bagno e dormire, vuole scoprire un territorio. Se noi riscopriamo grazie a Golf il nostro territorio, forse riusciremo a fare un'operazione di marketing molto attenta anche nei confronti degli stranieri. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Poche novità anche nelle prossime ore. Tempo variabile, a tratti instabile, con temperature sotto le medie del periodo a causa della persistenza di correnti fresche in quota. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani generalmente poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti, su versanti orientali della Sila, Crotonese, Catanzarese, Serra e Aspromonte. Temperature in graduale calo e sotto le medie. Vediamo ora come si comporteranno mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi, con venti moderati di grecale e tramontana. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito www.meteoincalabria.it. È tutto, grazie dell'attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.